chi falso e più sincero, e sono più forte che le cose, ad esempio la verità. Un figlio in croce di guarda, noi non siamo che per farla ritrovare e ci salvare le cadere. Ma mi ritorna casa regola le sante e fa strada che è perduta, dove ci sfortuna. Aiuta tutto quanto, parola mia. Guardaci tu, segnaci in mano. Io ti ringrazio a vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vogliamo continuare questo omaggio. Certo. Io volevo ringraziare innanzitutto Don Claudio per avermi dato modo di essere in questo posto incantevole. Infatti ho espresso già a lui che sono rimasto incantato da questo santuario, da questo posto così sacro e religioso e così frequentato da tanti devoti. Volevo ringraziarlo per avermi dato ancora una volta la possibilità di poter ringraziare Maria in un luogo che lei ha scelto per i suoi devoti. Dico ringraziare Maria perché nelle parole che avete ascoltato prima del cantico di quella bambina e la voce sua di quando era piccolina, io praticamente sono un battente, nelle mie zone vengo dal napoletano, sono un devoto mariano alla Madonna dell'Arco, sono un battente e un giorno, vista la sua situazione, decisi di raccontare tramite un'associazione cattolica di cui faccio parte questo suo miracolo, questa sua grazia ricevuta in un canto, perché ero amante della musica, ma lo feci quasi come voto per dare un messaggio al popolo della mia città,
che se si crede certe cose avvengono. Lei è nata con dei problemi e i medici addirittura mi consigliavano di interrompere la gravidanza. Ci ho sempre creduto, non ho mai voluto che si spezzasse questa cosa. E sono stato uno dei pochi della famiglia che ha voluto che questa cosa andasse avanti. Capitò che il dottore, in quel periodo che aveva in cura mia moglie, aveva preso servizio in una clinica di fianco al santuario della Madonna di Pompei, la clinica Maria Rosaria. Mia moglie è andata a partorire lì. Per il primo anno l'abbiamo tenuta ricoverata al Policlinico di Napoli e lei è nata proprio a fianco ad una casa che ha scelto la Madonna e noi abbiamo scelto di chiamarla Maria ed oggi l'abbiamo qui sana. Quindi grazie Claudio per avermi dato questo modo di ringraziare ancora la Madonna in un luogo che lei ha scelto, perché vi spiego la mia teoria. Io prima vi ho nominato la Madonna dell'Arco, la Madonna di Pompei, oggi siamo alla Madonna del Taburno. La Madonna è una sola, però la mia teoria di tante apparizioni, tante denominazioni, tanti posti, è perché la Madonna vuole dimostrare che è dappertutto, che è sempre in mezzo a noi. Quindi non è solo a Pompei, non è solo. È una dimostrazione così semplice, secondo me, che vuole dare. E io sto qua, ma sto pure là, sto pure là, sto pure là. Dobbiamo essere noi. Dobbiamo essere noi ad essere più vicino a lei e avvicinarci soprattutto al Signore. Questa è la mia semplice teoria. Grazie. Adesso facciamo un altro cantico, perché poi da quel giorno è successo che ogni anno durante la Pasqua io dedico un canto mariano alla Madonna e questo mi porta a portarlo in tante zone. Ed io ne sono orgogliosissimo, non manco me l'aspettavo sta cosa. E a volte dico, chissà se proprio, l'ho confessato prima a Don Claudio, se non è stata proprio una forza divina a volere questo, non lo so, ma se è così ne sono fiero ed orgoglioso, non lo so, non lo posso sapere. Madre nostra Signora. Aprimi il braccio e il cuore, Madre nostra Signora, lo lascio nelle tue mani, sei la mamma più buona, sei sole del suo domani, sei dei suoi occhi castani e giù pigliavano. Te guardo, pensi, te parlo, immobile, solo le lacrime si muovono faccia a me. Tutto resto è fermo, io lascerei dalle mie spalle, lo lascio al buio quel mondo perso. Io voglio a te, voglio la luce, le tue stelle, voglio se mio mando poi in coppa di spalle. Camera forza, camera pace, pigliami la mano e portami con te, a dove tu. Mio mostro ma faccia questa croce, cancellami curare in te pagina della terra, cancellami il passato. Fammi sentire nome da papà, e controlato. Mamma pensa, vado piccerino, non pensarmi. Tienati stretto in braccio, come fai con figlio tuo, e fagli vedere il mondo più bello che c'è. Ah, ma non è del creatore, ma non solo. Eppure a mamma ti andava a cadere. E ti non solo pronta a splendere a peccatori. Quando ti dirà il giorno con nessuno, quando non dirà nessuno, non sei mai solo. Chiamala,
Sì, pregala, sta con te. Madonnina mia, grazie a te mamma troverà la giusta via. Lo so, non piangere papà, gli uomini grandi non devono piangere. Io so quanto tu sei forte, so bene quanto lei è presente. Non abbandonarlo, mamma buona, è mio papà, è una brava persona. E tu sei la mia beata mammina. Ti voglio tanto bene, ti voglio tanto bene. Io voglio tanto bene. Assapora tutti i grandi, a tutti i malati, a tutti i demoni. Viva Maria! Lui è l'altro mio figlio. Io dedicavo a lui per dedicare a tutti i bambini di questo mondo, perché i bambini sono il futuro del mondo e tocca a noi mamme educarli con fede. La fede è l'arma più forte per vincere ogni guerra. Ditemi voi, io mi sono documentato sulla storia di questo luogo e della Madonna del Taburo, eppure qui mi sono fatto un'idea. Io dico che il Signore si è mostrato e ha parlato. Se la storia l'ho studiata bene, attraverso una bambina sordomuta, giusto? La fanciulla così. E dico io, com'è possibile che ancora oggi, questo è successo tanti anni fa, se il Signore è stato